Bentrovati all'Essenedo amici di Wii Sport, terza giornata nel girone A di eccellenza siciliana. La formazione dell'Agragas reduce da 2 vittorie consecutive e con 6 punti all'attivo dopo i successi con Leonfortese e Mazara ospita la Nissa che dopo aver perso 3-0 nella prima giornata contro il Casteldaccia ha visto il rinvio della gara contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Vediamo le due formazioni che scendono in campo. Agragas con Elezai, Locascio, Baio, Caccetta, Neri, Barrera, Semenzin, Garufo, Pavisic, Mansur, Vizzini. Risponde invece la Nissa con Chimenti, Scalici, Martorana, Di Biase, Hernandez, Lucero, Morales, Ferraro, San Martino, Azzara e Saccò. Un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime che negli scorsi giorni hanno perso la vita nell'alluvione che ha colpito le Marche. E poi si parte col fine del primo tempo. Al quinto minuto la Nissa ci prova, calcio d'angolo, colpo di testa di Ferraro sul secondo palo, tutto solo, colpisce l'esterno della rete. Al 12esimo calcio di punizione per i locali, il gol di Locascio, ma il direttore di gara annulla tutto per presunta posizione di fuorigioco. Al 19esimo Semenzin sfonda a destra, mette il pallone dentro, riesce Chimenti a intercettare. Al 30esimo invece è ancora una volta la formazione di mister Settineri a provarci e si fa vedere dalla sinistra, ma in due tempi il portiere Elezai fa suo il pallone. Al 38esimo ancora Locascio, lungolinea per Mansur, bella azione da parte dell'Agragas col cross sul secondo palo, dove nel frattempo si è spostato Semenzin, colpo di testa tra le braccia di Chimenti. Qui ancora Semenzin, l'ex Reggio Med al 45esimo alza con il destro la svirgolata della difesa della Nissa redi bianche, dove i primi 45 minuti all'Essenedo ancora 0-0 tra Agragas e Nissa. Grazie alle immagini a cura di Salvatore Giglia passiamo allora al film della seconda parte di gara. Al 49esimo ci prova subito l'Agragas con il solito Semenzin a destra, entra in area di rigore, va a contatto così con Martorana. Il direttore di gara fa proseguire, rivediamo a rallenti il tentativo di inserimento del numero 7, l'intervento leggero evidentemente del numero 3 della Nissa. Entra Niccoli al 53esimo, al 60esimo tocca invece ad Ortizza al posto di San Martino. 69esimo punizione di Locascio, colpo di testa da parte di Pavisic, l'ex Igea trova solamente il fondo. 75esimo improvvisa ripartenza della Nissa, è una bella occasione perché Morales lancia Azzara che salta il diretto avversario, il portiere è fuori dai pali, lui prova un improbabile diagonale mancino che termina tra le braccia di Elezai. Tocca anche a Nuccio al 79esimo, ma all'81esimo calcio di punizione, deviazione del neoentrato Cipolla che trova il gol dell'1-0 che sblocca dunque il risultato all'Essenedo e fa esplodere la formazione locale. Fondamentale questa rete dell'Agragas nel cammino del gigante, sarebbero 3 vittorie su 3 in campionato. All'84esimo Garufo impegna Chimenti, il numero 8 ex di turno, ma poi non c'è più tempo e finisce proprio così 1-0 tra Agragas e Nissa nella terza giornata del campionato di eccellenza. Decide Alfonso Cipolla e sono 9 punti in 3 partite per la compagine agrigentina che guarda tutti dall'alto nel girone A. Rimane invece a 0 la Nissa che mercoledì recupera contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e alla prossima.